Terzo giorno a Rovigo Buongiorno a tutti. con lo sprizzetto, sempre con l'amico Renzo Marangon Ci imbriaghiamo un po'. e Leandro Maggi, sì. Analcolico, no? Lo dico per mia moglie che dopo mi dice arrivi a casa non mangi niente perché abbiamo gli stuzzichini. Allora, lunedì 20 gennaio sono andato a Goro, che è un paese vicino dove abito io, in provincia di Ferrara, perché è arrivato Salvini. E dove è nata anche la Pantera. E dove è nata la Pantera e anche suo cugino che suonava il violino, che non mi ricordo più come si Per chiamava. coloro che non sono che sono giovanissimi, la Pantera di Goro è la cantante Milva. La rossa che poi di capelli. divenne anche un intellettuale, eccetera, Sì, eccetera. certo, Molto bravo. con Bertolt Brecht recitava, Sì, bravo. Strehler, bravissime. Comunque Goro, cittadina di 3.679 abitanti, con un sindaco di centro-sinistra. Complimenti, preparato. No, me lo sono studiato prima. Però è preparato. Sindaco di sinistra che era un'espressione di una lista civica. Alle votazioni nel 2019 per le europee la Lega prende il 61%. Sì. E per me questo qua è sintomatico del discorso. Però, premettendo che a me fondamentalmente Salvini non piace moltissimo, quindi però ne parlo dal punto di vista mediatico. È un personaggio che manipola i media ed è, rispetto a tutti gli altri politici che io ho visto, ho seguito Grillo, ho seguito anche Berlusconi, ho seguito anche Renzi, eccetera, ha 20 metri in più. Perché? Perché? Perché ha capito prima di altri e in questo momento meglio di altri la capacità degli ultimi mezzi, dei mass media, dei social network, ma questo non è sufficiente a spiegare il fatto che sia più comprensibile. Salvini parla in modo semplicissimo e quindi si fa capire da tutti. Ti faccio anche un'altra analisi però che il Papa, la prendo in largo, il Papa fa la passerella, una donna lo tira, lo strattona e lui si arrabbia. Sì, quell'episodio che abbiamo umanamente visto. Assolutamente. Salvini era al terzo dibattito, finito il dibattito non c'aveva più voce, era veramente, lo vedevi che era stanco. Ha fatto un'ora e un quarto di selfie e guarda, io ho proprio puntato la telecamera sulla sua faccia per vedere, avrà un cedimento, avrà un momento che dirà uffa non ce la faccio più. Non ha mai perso il sorriso, quindi o è un grandissimo attore, e anche questo potrebbe essere, o è uno che sa veramente come ci si comporta in questo momento qua, in un momento che i social sono importanti, in un momento che c'è il populismo, ne abbiamo parlato ieri, eccetera. Sai, in questo hai ragione, rispetto ai leader della Prima Repubblica, Salvini è una perfetta continuazione. I cosiddetti leader della Prima Repubblica partivano la mattina alle 9 e andavano a letto a mezzanotte dopo aver fatto incontri, strette di mano, comizi, poi ancora incontri, poi comizi. Però erano irraggiungibili. Erano raggiungibilissimi. Forse per te che facevi parte anche di questo sistema, però... Guarda, mi ricordo, me l'ha raccontato un autista, quando ci fu l'alluvione del 66, il Presidente del Consiglio, allora era Moro poco dopo viene a visitare alcuni mesi dopo e si fa tutte le scuole elementari, si ferma, va a salutare le maestre. È sempre stato, ha perso contatto verso la fine degli anni 90, questo sì, ecco perché poi crolla la Prima Repubblica, perché era diventata lontana. Esatto, ma anche il populista per eccellenza che è Grillo, io l'ho seguito in 4-5 episodi, finito il comizio, la sua presentazione, andava via ed era molto insofferente. Certo, molto insofferente. Perché non è un uomo del popolo. Bravo. Non era un uomo del popolo. Probabilmente. Sai, l'elitario è... Anche Renzi. Uguale, stessa cosa. Se tu vuoi vedere la differenza fra un uomo di popolo e l'elite è questa. C'è una grande cena, magari anche con, la messa della carità, o tu organizzi una cena per chi ha meno e ti organizzi in modo da portare il cibo ai cosiddetti poveri. Sì. L'uomo di popolo, la donna di popolo si ferma lì
e mangia insieme a questi. L'elitario C'è la tavola a porta parte. in tavola, ma non mangia con quelli con cui è portato in tavola. C'è il tavolo a parte. C'è il tavolo a È parte, vero, mangia con i suoi è vero, simili. io non ci avevo mai pensato. E tu guardi, mangia con i suoi, diciamo con i suoi simili, perché sta bene solo con questo. E questa Ma è. detto questo, visto che, Comunque è bravo, è bravo. no, visto che Salvini si dice che 20 anni che fa politica, e fa solo politica, cioè il suo lavoro fa politica, è uomo di popolo o è un grande attore? Come ti richiedo. Probabilmente tutte e due. È anche uomo di popolo. Per te. È un uomo sicuramente di popolo, anche perché se non hai un fuoco dentro non reggi. Ma è anche un grande attore, perché dopo 20 anni. Poi lui è stato consigliere Vabbè, ha fatto regionale, tutto, deputato, europarlamentare, e sempre, fra l'altro, mai in posizioni comode. Poi spesso dice delle cose che non condivido per niente. Però questo è il problema di tutti gli uomini Ma politici. dal punto di vista mediatico, però, come ti ripeto, ha un 10 con Dal loro. punto di vista mediatico è il primo in Europa. Sì, sì, Perché a la sto punto sì. cosiddetta macchina che lui che lui e i suoi collaboratori hanno Famosa inventato, bestia? la famosa bestia, è in grado di dominare Instagram, Facebook, e poi non si stanca. Adesso vuol dire. Beh, c'ha 20 persone, vabbè, ma Sai, questa è un'altra storia. Però quando tu fai qualcosa che ti piace, non senti la fatica. Se invece fai qualcosa che non ti piace, la fatica la senti. Vabbè, e con questa Signori, massima questa massima. Ci vediamo domani.